Abbiamo posto il problema anche alla Regione Veneto, ma non solo, al Ministero, portando una proposta di modifica di legge, la legge 157. Oggi il problema è che si ha un approccio protezionistico rispetto ad un approccio di gestione, e quindi ciò che in passato era una necessità, cioè quella di tutelare una specie in via di estinzione, oggi sta diventando un problema perché attacca le mandrie, ma non solo. Oggi gli animali sono fortemente spinti verso le aree dove ci sono cittadini, dove c'è la cittadinanza, e quindi il rischio anche di incolumità per loro stessi. Noi chiediamo con forza che la legge venga cambiata. Noi abbiamo posto tutte quelle che erano le istanze, non abbiamo l'arroganza di avere in mano la bacchetta magica, la verità. Abbiamo posto un tema di discussione ai ministeri. Il problema è che i ministeri, soprattutto il Ministero dell'Ambiente, su questo passaggio è molto sordo e molto restio.